Ciao a tutti, benvenuti a un nuovissimo episodio di Senza Lattosio. Come sempre, prima di iniziare, vi invito, se vi piace quello che faccio, di iscrivervi al mio canale YouTube e seguirmi nelle mie pagine Facebook, Instagram e TikTok. Oggi ospite qui con me un content creator, Sì, perché influencer non gli piace. assolutamente no. Lo conoscete tutti, non avrebbe bisogno di presentazioni, ma è qui con me Danilo Contu, Ciao meglio Ca. conosciuto come Perché io conto. Conto, sì. Ciao Ca, grazie per avermi invitato. Ciao, benvenuto, benvenuto. Sono Grazie. felicissimo che tu sia qui e ti ringrazio per aver accettato il mio invito. Grazie a te. Nulla è Grazie. scontato. No. Ma nel mio caso forse un po' sì. A me tutte queste cose cioè il coinvolgimento mi piace sempre. Iniziamo a parlare di te, Mm. ma iniziamo dagli inizi, perché tu sei nato in Valtellina, Sì? ma ti sei praticamente subito trasferito in Sardegna. Sì, praticamente i miei lavoravano su al nord e approfittando del fatto che appunto mia madre sia originaria, cioè da parte di madre della Valtellina, si sono trasferiti direttamente lì. Io sono nato lì, abbiamo passato 2 anni che io ovviamente non ricordo e poi da lì siamo andati in Umbria e più o meno quando avevo quasi 7 anni ci siamo trasferiti in Sardegna, quindi io sono arrivato in Sardegna a quell'età, anche se prima di stabilirci definitivamente qua, passavamo le estati, tutta l'estate in Sardegna a casa dei miei nonni. Quindi io diciamo che della Sardegna avevo sempre questo ricordo, ma con degli episodi appunto relativi a giornate, cioè io non sapevo di essere effettivamente in Sardegna, Ok. sapevo che ero in un altro posto che non era casa mia in Umbria e poi siamo arrivati e lì, vabbè, crescendo ho capito che era proprio un altro posto. Ok, quindi era una vacanza praticamente. La prendevi Sì, come una sì, sì, vacanza. sì, come una sorta di vacanza, Mm, per me ovviamente perché poi mi lavoravano, mia ok. madre lavorava nel ristorante di mio nonno, scendeva appositamente e io passavo le estati con qualsiasi genere di turista, bambino ovviamente. Vabbè, cioè, avevi 7 anni. Sì. Però sì, era divertente. Mi ricordo quelle estati che erano sempre diverse, sempre mai monotone, sicuramente. Ma no, non a Sassari, No, no, a Siniscola, ok. vicino anzi a Siniscola, precisamente in una frazione tra Lodè e Siniscola che si chiama Sant'Anna. Il tuo rapporto quindi con la lingua sarda inizia da prestissimo. Diciamo che inizia sì da presto, ma in maniera passiva, un po' come credo tutti i bambini sardi o comunque con genitori sardi, e come la lingua italiana tra l'altro, però diciamo che i miei facevano un cambio di lingua quando i toni della conversazione, non magari nei miei confronti, ma tra di Tra di loro, loro. si accendevano, perciò quando erano incazzati switchavano in sardo. Ok. Che Questo era, è molto comune questa cosa. sì. Tant'è che poi crescendo magari capivo che c'era aria, tirava aria bascia, come si dice qua a Sassari, quando mia madre iniziava a parlarmi sardo. Allora mi guardavo intorno e dicevo, cosa ho fatto? Stanno per arrivare ciabatte. Stanno per arrivare ciabatte, sì, i famosi metodi educativi degli anni 90 Che funzionavano. che funzionano. E non è mai morto nessuno. Non lo so, magari morto o no, però insomma i suoi effetti li ha fatti in un modo o nell'altro. Di educazione. Di educazione, sì. Perché c'è una differenza tra quelli degli anni 80 e quelli di adesso. Sì, decisamente. Diciamo che ora, ma forse perché in qualche modo chi decide di diventare genitore, generalizzando, lo fa con un pelino più di consapevolezza, sia dei metodi educativi che ha ricevuto e sia di magari problemi che ha dato quel tipo di educazione e quindi cerca insomma, un metodo educativo molto più, come si dice, dolce, eh, diciamo così, nella direzione di spiegare ogni singola cosa. Non esiste il no e basta. Cioè io lo vedo anche da amici
che magari il figlio, non so, non deve fare una cosa, io voglio fare questo, non esiste il no. No, non lo puoi fare perché alla tua età, cioè a casa era no. È vero. Perché? Perché no? Perché l'ho deciso io. Ah, vabbè, totalitarismo. Però. Non credo di essere stato l'unico comunque, però Però erano quei no che educavano. sì, certo, i no, poi comunque se non te li danno a casa, poi te li dà la vita. Esatto. E Prima o poi arrivano. Quindi io credo che in qualche modo, non dico che per ogni occasione il no sia necessario, però anche sì. Perché tanto comunque se non ti inizi a abituare a casa ai no, poi quando È esci vero. dalla campana di vetro, in qualche modo lo shock forse è anche peggiore. È verissimo. E poi a Sassari arrivi nel... Io a Sassari sono arrivato nel 2009. Ok. Sono andato via di casa quasi 21 anni, proprio a ridosso dei 21 anni, perché Siniscola in qualche modo mi stava un pochino stretta, mi stava decisamente stretta, sia per tutti i trascorsi che ho avuto durante l'infanzia, l'adolescenza, sia perché non vedevo in qualche modo stimoli e comunque vie d'uscita anche cioè, rispetto a quelle che erano e sono le mie inclinazioni. Io sono arrivato qua a Sassari, tra l'altro per caso, Ah, ok, perché io infatti ti stavo per chiedere se fosse una scelta ponderata oppure no, è stato casuale. non è stata molto casuale, perché io ho iniziato a mettere soldi da parte quando lavoravo a Nuoro. Ho detto benissimo, mi metto qualcosa da parte e poi prendo la macchina e vado. Mi prendo delle giornate per mandare curriculum. Nella prima città in cui mi chiamano sarà Ah, la ok. mia nuova casa. Io li ho portati a Sassari, li ho portati a Cagliari, poi ho detto se non mi rispondono in tempi brevi provo fuori dalla Sardegna. E a Sassari mi hanno chiamato per fare un lavoraccio dopo forse una settimana. Ah, Però anche in fretta. sì, anche molto in fretta, ma poi col senno di poi ho capito perché in fretta, perché era un lavoro in un call center Ah, ok. di Ok. quelli dove vendevi, io nello specifico vendevo contratti di telefonia con, diciamo così, delle condizioni contrattuali all'inizio che sembravano in qualche modo vantaggiose e poi si è rivelato tutt'altro. Infatti io mi sono bruciato tutti quei soldi che avevo da parte per in qualche modo sopperire, Mantenerti. per mantenermi. Poi dopo questa esperienza è durata pochissimo, durata 3 mesi e poi ho trovato lavoro in un'altra azienda in cui sono rimasto praticamente per 4-5 anni. E quindi lì diciamo che ho iniziato ad ambientarmi. Ok. Sei stato sui social da quando sei diventato famoso, permettimi il termine. Sì, Una cosa di cui hai sempre parlato poco è la parte lavorativa, il tuo lavoro. Forse per scelta non hai mai voluto parlare sì, una scelta. apertamente. Sì, diciamo che è un po' il segreto di Pulcinella, nel senso che ovviamente tutti i miei colleghi lo sanno, Beh, sì. ovviamente anche chi non lavora nella mia stessa azienda, intendo, però essendo un lavoro delicato, mm, io ho sempre pensato, magari anche contrariamente ad alcuni colleghi, che noi non siamo il lavoro che facciamo e quindi dire pubblicamente che professione svolgo in qualche modo per alcuni è in qualche modo, almeno per quanto mi riguarda, è un limite, perché io non mi sentirei più libero di esprimere determinati pensieri, Ok. perché le persone direbbero, ma tu sei questo, sicuro che puoi dire questa cosa. In realtà sì, perché io professionista sono una cosa, io Danilo sono un'altra. Poi per carità, alla fine sui social non è che dico niente di N- diverso da quello che No, faccio. ma infatti. Cioè, non hai un profilo di OnlyFans. No, esattamente. Anzi, ti dirò di più. Il giorno che io, se arriverà, deciderò di dire che lavoro faccio, secondo me la gente non rimarrà neanche sorpresa. Però questa cosa fa scaturire tantissima curiosità nei tuoi follower. Troppa, E te lo chiedono spesso. quasi morbosa. Se tu cerchi su Google Danilo Contu,
ti escono i suggerimenti, ricerche correlate, Danilo Contu che lavoro fa? Cioè, Pensa cosa è scaturito nella gente. ma poi è un lavoro banalissimo, nel senso è un lavoro come un altro, non è che sono una spia russa in territorio sardo-italiano, no. Però magari lo pensano. Guarda, mi hanno affibbiato qualsiasi genere di lavoro. Qualcuno ha sparato in privato, secondo me sei questo, sì, sono questo. Ah, sì, perché si vede. Non lo so. Sì, perché io, guarda, soprattutto quando tu da quello che, insomma, dalle primissime domande che mi hai fatto, già ho capito che tu guardi molto le mie storie, magari non tutte, ma la maggior parte le guardi, perché io nelle storie parlo molto di alcuni temi, magari che siano di attualità, comunque cerco in qualche modo di sensibilizzare chi mi segue rispetto ad alcune tematiche ed è quello che faccio poi nel mio lavoro, quindi io su Instagram in realtà è come se lavorassi. Tant'è che capita tante volte di toccare alcuni temi, le persone mi scrivono in privato, magari anche aprendosi rispetto a determinati loro episodi Vabbè, certo. relativi a quel tema, e io faccio molta difficoltà a non rispondere, a non lavorare, nel senso che poi spendo del tempo con quella persona per... Si mischiano le cose, diciamo. si mischiano, sì. Infatti c'è qualche collega che mi dice tu non smetti mai di lavorare. E questo può essere un bene, può essere un male, entrambe le Sì. cose. Sì, infatti diciamo che certi temi li tratto quando so che ho sia il tempo sia la voglia di accogliere l'altro nell'eventualità in cui mi scriva sì, è successo anche a me questa cosa, e iniziano a raccontarti. Quello che mi stupisce è che lo fanno in qualche modo fidandosi completamente di me, ciecamente. Danno per scontato, forse perché l'ho dimostrato negli anni, che io non andrò mai a pubblicare il loro nome o a pubblicare screen o Certo. cose, non mi interessa, cioè cosa mi porta? Vabbè, questo per te può essere anche motivo di orgoglio, diciamo, cioè fa piacere. Sì, sicuramente mi fa piacere, però mi chiedo sempre cosa spinga le persone a fidarsi di un'altra persona che non conosce, effettivamente non è legata, un po' come succede con le persone per cui lavoro, lì c'è un rapporto professionale, Certo. no? In questo caso no. Però forse molte persone hanno bisogno di amici, di parlare, si sentono soli. Probabile. E quindi trovano in te magari quell'amico con cui discutere dei propri problemi Sì, e avere consigli. sì, probabile. Poi c'è anche da dire che ho un pregio, difetto, questo varia in base ai punti di vista, che io rispondo a tutti. Io non riesco, a meno che uno non mi invii una reazione a una storia, ma se mi scrivi qualcosa, io ti rispondo sempre. Infatti quando ti ho invitato mi hai risposto subito. Cioè è difficile che io non risponda e soprattutto che non veda i messaggi, a meno che non rimangano in quella cartella di spam o richieste che anche se io apro a giorno non si vede. Tipo l'altro giorno sono andato a vedere le richieste di messaggi, che non lo faccio tutti i giorni, lo faccio una volta alla settimana. Però ho toccato un altro tasto, era tipo gestisci le richieste, e ho trovato messaggi del 2023. Ho detto, questa cosa avrà pensato che non ho risposto? Vado ad aprire e non mi seguiva neanche più. Buon viaggio. Magari è morto. Può essere, non lo so. In 2 anni cambiano tanto le cose. Sì. Oggi ci siamo, domani magari mi sveglio freddo anch'io. È vero, lo dico sempre. Ascolta, parliamo invece del tuo come profilo perché io conto. Sì. Allora, è nato molti anni prima ovviamente che tu avessi questo successo, però poi c'è stato un momento in cui hai iniziato a pubblicare delle cose ironiche. Adesso dimmi se sbaglio, perché magari sto sbagliando, però tu hai iniziato con i messaggi vocali mandati ai personaggi famosi. Più o meno è lo stesso periodo, sì. Io avevo Instagram come chiunque, però erano anni che lo utilizzavo esattamente come lo utilizzavano gli influencer.
Cioè, tipo io nel 2018 sono partito per il mio primo Erasmus. Io ho raccontato il mio Erasmus in Germania come se fossi un travel blogger. Cioè, io guardo ogni tanto l'archivio perché magari ho bisogno di rifugiarmi in quei ricordi, in quel periodo lì. Cioè, io facevo ogni giorno, neanche Fedez ai tempi d'oro, una cosa tipo 20-30 storie. Raccontavo la qualunque, avevo Tantissime. tantissimo, però mi seguiva mio marito, il mio gatto, mia mamma, basta. Però io mi trovavo bene in quella roba là. Poi, esattamente 3 anni fa, il 6 giugno 2022, ho pubblicato, erano usciti i Reels su Sì. Instagram e... E ti ricordi anche la data? Eh sì, perché è una data importante, perché io è il giorno in cui sono esploso. Io ho pubblicato un video stupidissimo dove facevo la finta traduzione in inglese al sardo. Pubblico questo video a caso. Tra l'altro era una roba che era successa proprio in ufficio di una mia collega che diceva io non so come, cioè che si riferiva alla responsabile, no, era incazzata nera con la responsabile, io ormai non so più come chiamarla, io lì ho detto vabbè le puoi dire che insomma non è proprio gentilissima, di che ti ha trattato male, di che hai chiesto una culicacata e questa ha iniziato a ridere. Io ho preso e ho messo su Instagram questo reel parlando in inglese, come si dice bella ragazza in sardo? Noi in sardo per dire bella ragazza diciamo culicacata. È esploso quel video e gli ho detto È diventato virale. è diventato virale e lì hanno iniziato subito a seguirmi una marea di persone, quindi ho fatto tipo la prima settimana una cosa tipo 3 video che io adesso non faccio più, cioè nel giro di 3 mesi ho fatto 10.000 follower. All'epoca diciamo che era ancora raro fare quei numeri. Adesso ho visto invece, non so per quale motivo, è sufficiente che uno faccia qualche video e inizia a fare follower a manetta. Quindi niente, lì ho continuato. Poi, insieme a quelle lezioni, ho iniziato anche a mandare messaggi vocali ai VIP. Ovviamente nessuno mi ha mai risposto. Beh, però i papassini a Beyoncé I papassini a Beyoncé, sì. era bellissimo. Sì. Sì, quello è un altro di quei video che è diventato virale e per cui la gente si ricorda di me. Che era il 2023, 2022. 2022, sì. Ok, 2020. Quindi diciamo che in 3 anni comunque sei riuscito a costruire una community non da poco. Sì, non da poco. Diciamo che, come direbbe Valeria Marini, sono anche poche per la popolarità che ho. Però rispetto ai numeri che faccio in termini di visualizzazioni, sì, sono tanti, non sono quanti, cioè io faccio una cosa tipo 3 milioni di visualizzazioni al mese, non ho 3 milioni di follower, No, beh, certo. nel senso. E tantissime delle persone che guardano i miei video non mettono mai mi piace e non essendo io uno della redazione di Geopop, se vi piace questo video e volete continuare, vedete altri, mettete il sì, quasi mai lo dico. Tipo come ho iniziato io il podcast. Esatto. Sì, perché io ho in qualche modo un po' di paura a chiedere, tipo anche io nel mio podcast lo faccio, però faccio una fatica immensa a chiederlo, perché io parto dal presupposto che, forse perché io faccio così, cioè se io voglio seguire qualcuno lo faccio Sì, sì, automaticamente. Poi è anche vero che statisticamente se tu lo chiedi c'è una maggiore probabilità che uno lo faccia, quindi No, non so quanto aumenti il seguito, però io lo dico. di forse un 30% avevo letto, che se tu lo dici la probabilità, cioè c'è questo proprio incremento. Non lo so, in questi giorni sto obbligando la gente a aprire YouTube e mettere iscriviti. Sì, non so perché succeda, però sì, su Instagram non lo faccio quasi mai. Tipo adesso nei contenuti nuovi che faccio, quelli di storia, Sì, lo sto facendo, ma anche lì faccio una fatica, cioè per me è difficile. è difficile. Però meglio farlo che non farlo. Sì, lo metto a fine video, così non disturba.
No, nel mezzo del video lo direi, perché tipo io ho smesso di seguire Geopop per questo motivo, perché guardavo il video, usciva il banner, ciao, so che molti di voi ci guardano ma non ci seguono, cioè, Ah, pensavo perché avevano iniziato a chiedere soldi per diventare no, mecenati. quello no, quello alla fine è il loro lavoro, quindi liberi di fare, no, quello non mi ha mai dato fastidio. Mi ha iniziato a infastidire quando durante il video, magari nel momento clou dell'informazione, il banner. Poi Ok. sì, è strategico, è un po' come la Beh, certo. pubblicità in TV durante un film, magari nei momenti più interessanti. Lì non lo so, però ho visto che non sono l'unico ad avere questo problema Io con... non lo farò nel podcast, non lo farò. Non ci interrompo. Non interrompo. Tornando al discorso del tuo account per chi ho conto, Mhm. tu hai iniziato con le traduzioni, le Sì. famose traduzioni, e lì sei proprio esplosa alla grande. Mm-mm-mm. Cioè, io me lo ricordo quando facevi i video delle famose traduzioni Sì. dall'inglese al Sì, mi sono sardo. divertito molto. E ti ha occupato un periodo abbastanza ampio. Quasi un anno, all'incirca un anno, E tra quelle di inglese, perché inizialmente da giugno a dicembre circa le facevo solo sardo-inglese. Poi a un certo punto ho visto la potenzialità, ho detto ma posso provare a farlo in italiano, perché cioè, l'inglese non è che lo parlano tutti, per quanto molti dicano, ma l'inglese nel 2025 lo devi sapere, ma chi l'ha detto? Quindi ho detto vabbè, proviamo in italiano. Lì c'è stato il boom effettivo. Avevo pubblicato una lezione dove spiegavo come augurare o buon Natale o buon anno, non mi ricordo mai, faccio sempre confusione. E la traduzione era in sardo, noi diciamo a Kentanno sono 90 malai, due de che sì. per canna a morrere. Sì, era per amici e parenti che ti avevano dato un po' di filo da torcere durante l'anno. Quel video fece quasi 2 milioni di views, ma quello che mi fece fare il salto non furono le views, è che Diego Passoni di Radio DJ condivise il mio video nelle sue Ah, ok. storie. Io in una notte ho fatto 17.000 follower. Così. Mi Figurati. sono svegliato la mattina che ero da circa 18.000 follower a quasi 36, 37. Un Io salto scusa, notevole. io in che senso scusa? Chi è tutta questa gente? Perché? E poi scorrendo il profilo di Diego trovo il mio video. Ho detto, ma scusa, perché il marito è sardo, quindi l'ha Ok, fatta. la potenza dei social Cioè, comunque. sì, Basta veramente quel contenuto chiave che ti fa svoltare. sì, perché poi salti, cioè incrementi così massicci non ne ho più avuto. Cioè 17.000 in una notte, cioè sono veramente tanti. Non li ho più fatti. Adesso magari riesco a fare, non lo so, 1 migliaio di follower al mese, che sono comunque tanti, ma non c'è quella botta Beh, sì, sì. che ti possono dare tutte A meno quelle... che magari non ci sia quel determinato influencer che condivide un video e ti potrebbe dare Sì, un'altra botta di, però di- di- di follower. lo escludo, nel senso che poi, cioè alla fine, chi potrebbe farlo? Forse se lo facesse... Chiara Ferragni. se- E anche lì il tormentone di Chiara Ferragni. Si potrebbe aprire un mondo. Sì, un mondo. Comunque sei a 85.000 follower su Instagram, Mhm. 25.000 mi sembra su TikTok. Sì, però TikTok lo sai che non lo seguo. Pensa che avevo praticamente quasi tutti i video che avevo su Instagram li ho archiviati, ne ho lasciato 3. Non lo so, non mi fa impazzire, cioè non ho oltre a non farmi impazzire i risultati, diciamo così, io non ho la stessa presa, ma perché Eh, non comunico come si comunica su TikTok. certo. E quindi, boh, È un social diverso anche è da un social, Instagram. è un social diverso, Molto più funziona... ci sono molto più giovani lì su TikTok. Sì, a parte appunto proprio il target diverso e poi cioè io mi rendo conto che non funziono su TikTok. I contenuti che hanno funzionato, cioè quando è l'estate scorsa ho pubblicato un video dove c'eravamo io e Andrea
alle giostre ad Alghero ed eravamo seduti in attesa che la giostra partisse e iniziasse a farci girare e c'era lui che sembrava una mummia, così, io invece che mi dondolavo da una parte all'altra in attesa proprio e avevo messo una didascalia, io e le mie personalità. Ha fatto 1,5 milioni di views e 200.000 mi piace, ma in che senso? Eh, Ed era un contenuto che io ho messo totalmente a caso. vedi, molte volte funzionano più i contenuti messi a caso. Quindi non riesco a entrare nelle dinamiche di TikTok, perlomeno come creator. Beh, è un po', guarda, il discorso che faccio io con i video. Molte volte magari faccio un video costruito, fatto bene, ma passa quasi inosservato. Poi magari fai il video col cellulare, ripreso così velocemente, Sì, senza sì, curare sì. niente, e magari fa un botto di views. Sì, non so. Probabilmente dipende anche quanto quelle persone interagiscano con quel contenuto e forse in qualche modo io penso che le persone, almeno adesso, ma lo riconosco anche in me, si siano stufate delle robe appunto costruite. Sì, Quando la cosa è è troppo vero. costruita, vabbè, l'ennesimo video costruito. Se invece è un pochino più, non so, genuino, ma non è neanche questione Naturale, proprio naturale, senza troppi costrutti. mm, Sì, è vero, in qualche modo piacciono. viene apprezzato di più e quindi lì l'algoritmo vede che le persone nella prima mezz'ora hanno interagito di più. Io vedi questa cosa la noto nei contenuti nuovi di storia, sono un pochino più costruiti, nel senso che comunque, cioè sto parlando appunto di storia, non posso fare troppo il minchione. E quindi c'è un riscontro, ma non come un qualsiasi video dove faccio solo l'idiota. Però hanno sempre quel lato ironico. Sì, c'è un po' sì di lato ironico perché non lo troverei divertente e interessante io. Cioè io non mi sentirei a mio agio a pubblicare una cosa solo seria. Sì. Però è una roba che è apprezzata, che sta funzionando, talmente tanto che qualcuno mi ha già copiato il format. Ah, abbiamo già i copioni. Sì, che io poi ho un rapporto bellissimo io con i copioni. Cioè, una roba ho fatto io di mia sana pianta, bam, copiata. Che uno può dire, vabbè, non sei l'unico che parla di storia. Io non avevo visto ancora nessuno parlare di storia e mettere degli spezzoni dove dice stupidaggini. Ok. Se io dietro le quinte ti faccio vedere il video di questo creator, tu dici, cacchio, sono uguali. Vabbè, nomi e cognomi non ne possiamo fare. No, non ne vogliamo fare per non dare ulteriore visibilità. Giusto, me lo dici dopo quando finiamo l'episodio. Stacchiamoci un attimo dalla parte social Sì, e andiamo più sulla vita. sì, Quindi arrivi a Sassari nel 2009, sì. nel 2009 e poi conosci Andrea, Sì, il tuo attuale marito. sì. Vi siete sposati nel 2018? 18, Ok, sì. Nel 2018, dopo 3 anni e mezzo che ci conoscevamo, io lui l'ho conosciuto nel 2014, a agosto, sì, agosto 2014, e poi poco prima di partire in Erasmus ci siamo sposati. Poi ne abbiamo fatto una, noi diciamo abbiamo fatto 2 matrimoni, perché il primo l'abbiamo fatto solo in comune ok. con Ma a pochissimi, Sassari? sì, sì, a Ossi, Ah, ok. Ah, è sì, vero perché è di Ossi, lui è Andrea. di Ossi, sì. In realtà ti dirò, la scelta è ricaduta su Ossi perché volevamo sposarci a Sassari in una delle sedi, tipo l'Argentiera, quei posti Ah, così. ok. Costava una marea di soldi. E siccome era una roba, non dico improvvisata, ma che voleva essere più, in quel preciso momento, una roba più legale, ho detto no, cioè con gli stessi soldi ci sposiamo da un'altra parte, ci paghiamo un piccolo ricevimento, pace, amen. Certo. E così è stato, E quindi in comune a Ossi. in comune a Ossi, sì. Ok. Poi 1 anno e mezzo dopo, sempre a Ossi, però abbiamo fatto il ricevimento grande, la cerimonia con tutti i parenti, tutti gli amici. Però sì, abbiamo fatto la roba grande.
come è giusto che sia. Sì. Bisogna festeggiare. Sì, qualcuno mi dice, ma non vi siete già sposati? Sì, ma non abbiamo... Cioè, Andrea, sì, ma io non, tipo, io non mi sono ubriacato. La preoccupazione di Andrea, io non mi sono ubriacato, quindi... È una giusta preoccupazione. Sì, perché al primo ci avevo pensato solo io a alzare un pochino troppo il gomito. E poi Andrea è stato anche protagonista di tantissimi tuoi video. Sì, sì, in qualche modo l'ho sempre coinvolto, no? Ma Da- cioè, consapevolmente lui o è stato un po' improvvisato anche quello? no, sempre consapevole, per carità, nel senso con quel barasone di telefono che ho, è ovvio che fosse... Ma non ho fatto niente di diverso da quello che già facevo prima. Quando io ti dico, cioè a me Instagram non mi ha cioè la popolarità non mi ha cambiato il modo di usare Instagram, perché io l'ho sempre usato così. Semplicemente quando sono arrivate persone nuove non mi sono posto il problema di dire oddio, ma questi non sanno che io sto con un uomo, cioè non me lo sono messo il problema, quindi ho continuato a fare quello che facevo prima e la gente, ti dirò, per tantissimi aspetti apprezza molto più Andrea di me, perché Andrea è molto più senza filtri, è molto più spontaneo in alcune situazioni, cose che io invece non riesco più lo ero molto più agli inizi. Ti preoccupi di più adesso? Adesso mi preoccupa, adesso sento, per quanto provi a non farlo, insomma, scrollarmela di dosso, però sento la responsabilità del seguito che ho. Quindi non dico che mi censuro, però cerco di pesare il più possibile le parole. E questo naturalmente fa perdere un pelino di spontaneità. Beh, certo. Perché io tante volte magari ho un'idea in testa, o una cosa che mi è successa, la vorrei dire così, nuda e cruda, poi mi riascolto e dico, però qua potrebbero dire, qua potrebbero fare. Però se inizi a preoccuparti di tutte queste cose, alla fine poi non riesci a fare niente. Perché tanto la gente ha sempre da dire. Sì, quello sì, però diciamo che su alcuni, soprattutto quando è inaspettato, c'è la shitstorm è dietro l'angolo. L'ultimissima che ho ricevuto è stata quando ho pubblicato degli articoli su Papa Francesco. Io mi sono limitato a pubblicare degli articoli. Allora mi hanno tolto il segui, per carità, tipo 300 persone, ma quello poco male. Vabbè. Mi hanno iniziato a fare a pezzi nei messaggi, perché non era una roba che io non ho fatto un video e pubblicato e quindi potevo Sì, andare alla sì, merce sì. di tutti, era solo per i follower, cioè solo per le pizzine, quindi con persone che mi seguono e mi conoscono di più di quelle persone che magari gli capita il video, si mettono mi piace, ma Certo. non guardano le storie. Quindi è stato inaspettato. Io ci sono rimasto veramente male. Considera che mi ricordo ancora il messaggio di una tipa che il giorno prima mi aveva detto che mi stimava, che ero un esempio da seguire, che ero bla bla, tutte queste parole. La parola stima bisognerebbe sempre fare attenzione a utilizzarla perché è un sentimento molto profondo e soprattutto che non puoi provare per chiunque. Il giorno dopo mi ha detto che io facevo schifo, che, che i follower mi avevano dato alla testa. Un po' psicotica. Sì, cioè lì, gioia mia, il centro di salute mentale è aperto dal lunedì al venerdì, cioè poi sì, devi prendere un appuntamento, ma comunque puoi andare a farti una controllatina. Io lì le avevo detto, ma scusami, ho detto, io non ho espresso giudizio, ho pubblicato dichiarazioni di una persona che a me non piace, contro tutta questa narrativa che c'è intorno di una persona che poi uno lo può anche pensare. Io in quel momento, per quanto riguarda me stesso e la comunità di cui faccio parte, mi sono sentito di pubblicare anche quella parte lì. No, non era necessario, perché stai mancando di rispetto a chi crede. E va bene, io continuo a pensarlo però, perché non mi sembra di mancare di rispetto a nessuno, non più di quanto abbia fatto quella persona. Lì me l'aspettavo? No. Lì potevo misurare, potevo controllarmi. Io non credo che parlerò mai più di papi. Ah, vabbè. No. Anche se un video l'hai fatto. Sì, era un incipit, era un intro
Quello è stato strategico, ti dico la verità, iniziare così, perché sapevo che avrebbe attirato di più l'attenzione rispetto al tema che stavo portando e infatti ha funzionato perché la gente è rimasta a guardare per vedere di cosa volevo parlare, poi non stavo parlando di religione o di papi. No, no, beh, certo. Sì, l'hai usato come scusa. Sì, come scusa, sì. Parliamo un pochettino dei tuoi progetti. Hai tantissimi progetti in cantiere. Non so neanche come riesci a gestirli tutti. Non lo so neanche io. Perché io tra lavoro e podcast già sto impazzendo. Non lo so neanche io. E ti dirò, spesso mi piacerebbe avere qualcuno che mi dia una mano. A chi lo dici? Sì, spesso mi piacerebbe perché, cioè, tu meglio di me sai cosa significa girare video e montarli. È un lavoro. È un lavoro. Quindi io prima facevo solo le robe di Instagram, che i video di un minuto e mezzo, non è che ti occupano tutto Sì. questo tempo, soprattutto se montare i video è un lavoro che hai già fatto. Io prima di fare questo, tra le altre cose, ho fatto anche il fotografo e il videomaker, quindi per me montare un video è relativamente semplice, nel senso non ho il problema di oddio, ma come si fa questa cosa, quest'altra. Poi mi è venuta l'idea di fare un podcast. Ho detto vabbè, mi sono stancato, ho detto, di usare le storie, mi sono stancato della velocità che richiede Instagram, proviamo a aprire un canale su YouTube per fare un podcast, così siamo un pochino più rilassati anche nel trattare determinati argomenti, ma anche a cazzeggiare, Sì, sì, sì. banalmente. Sì, infatti ho perché, visto gli episodi. perché cioè, non è che parliamo di diplomazia internazionale. Sono chiacchierate Sono spensierate. chiacchierate spensierate, la maggior parte delle quali vengono coinvolte le pizzine, le mie follower, e basta. Però richiede tempo. Quella roba lì richiede un tempo che io, soprattutto con i mezzi che ho, perché tu devi immaginare questa roba fatta solo ed esclusivamente o con il tablet o con il cellulare. Cioè Ok. io in questo periodo non ho il computer perché il mio Mac, poveraccio, il mio PC sta andando in pensione del 2015, non regge neanche Ok. il software di CapCut cioè tu considera che la prima volta che ho provato a usare il PC me l'ha fatto montare, vado a esportarlo, rendering, 0%. Ma poi ho detto vado a letto, lo lascio aperto la mattina, adopera al 6%, ma tutto a posto. Comunque in una settimana riuscivi a esportare il video. Cioè, poi dopo questo, vabbè, mi sono spostato in altri dispositivi, è più semplice, ma comunque, cioè, mi rallenta il flusso di lavoro, questa roba qua, Beh, certo. rispetto a un PC. Poi adesso è arrivata l'esperienza televisiva, che anche lì non c'è solo il fatto di andare io in TV, ma c'è anche tutta l'organizzazione, la preparazione delle puntate, con chi devi lavorare, eccetera, eccetera. Io spesso mi chiedo, ma non è che sto facendo troppo? E vorrei fare di più. E però finché ne hai voglia, secondo me, chi te lo impedisce? Cioè io vorrei avere, ripeto, almeno una persona che mi aiuti negli aspetti più tecnici. Perché inizio a essere stanco, perché quella roba lì mi toglie tempo magari a mettermi giù a buttare nuove cose. Anche il format nuovo di storia non è solo girarlo e montarlo, c'è tutta la Bisogna ricerca, scriverlo. bisogna scriverlo, tutta la ricerca. Poi io non sono uno storico, quindi non è che Certo. ho già le informazioni in testa e decido solo come raccontarle. Io quello che scelgo io fondamentalmente è quale argomento e poi lo scrivo. Bene, come lo vogliamo raccontare questa roba qua? Com'è il tuo rapporto con ChatGPT? Allora, ChatGPT mi aiuta nella ricerca delle fonti, Ok. ti dico la verità, sì. ChatGPT è utile per quel motivo. Cioè io tipo magari scrivo una roba, cioè scrivo un video, vado da ChatGPT e gli dico mi dai le fonti di questa notizia e lui mi tira fuori Ok. tutte le fonti e lì
mi rendo conto che sono più o meno le stesse di quelle che avevo trovato io in partenza per scrivere quel contenuto. In più c'è qualcosa, magari c'è un libro, qualcosa in più, vado a rileggermi quella roba là per vedere se effettivamente... Ok. Perché poi, vabbè, l'ambito che mi sono scelto, un altro, dove le persone trovano da ridire. Ma te l'ho detto, potresti parlare anche di carta igienica, la gente avrebbe da ridire anche su quello. Beh, avevano da dire per le traduzioni, ma non è vero che si dice così. Ma Esatto. va? Cioè, vuoi il premio? Ironia, questa Cioè, sconosciuta. saltami addosso. Cioè, quindi sì, però mi piace cercarmele evidentemente queste rotture, questi Ma fastidi. arrivano. Ascolta, volevo giusto accennare al podcast che stai Mhm, realizzando, il podcast, mhm. assieme a Grazia Marchi. Sì, Dove lo girate? lo giriamo nell'agenzia immobiliare del marito, perché io stavo Ok, cercando uno spazio, solo che quei pochissimi spazi di cui ero a conoscenza sapevo che erano a pagamento. ok. Io non ho fondi. In tutto ciò bisogna sempre sottolineare che io faccio tutto senza fondi. Proprio l'altra sera in una live mi hanno detto, ma cioè se tu non guadagni niente da queste cose perché le fai? Boh, perché mi piace. La stessa cosa che mi hanno detto a me ieri sera. Cioè, Io ho detto, eh, perché mi piace. cioè, non è che uno va a giocare a calcetto con gli amici perché vincerà lo scudetto e finirà in Esatto. Serie A o in Serie B. No, lo fa perché E gli piace. paga per E giocare. paga, tra l'altro, e paga. E quindi lei mi ha detto, guarda, potresti farlo nell'agenzia di mio marito. E te non lo so se gli spazi sono adeguati. No, guarda che è grande, poi c'è un bel tabellone dietro. Ho detto, guarda, vediamo se ci stanno i faretti. Io ho montato i faretti, mi sono seduto, ho visto la ripresa dalla videocamera, ho detto, ah no, invece va Va benissimo. bene. Poi riconosco anche la spartanità diciamo così, sia degli strumenti che uso che della qualità, soprattutto quell'audio. Nei podcast tu me lo insegni, la prima cosa che uno compra è un mixer e due microfoni buoni. Io non voglio insegnare niente. Cioè, Lungi da me. cioè io utilizzo il 4K del mio iPhone e i miei microfonini DJI, quelli che uso per registrare i miei contenuti. Ok. E diciamo che con alcuni accorgimenti la qualità non è ottima, è sufficiente per non sembrare un prodotto totalmente casalingo. E li ho ascoltati anche su Spotify, si sentono abbastanza bene, pace. Nell'eventualità in cui arriveranno sponsor o roba Sì. così, si può fare l'upgrade. Al momento no, anzi l'upgrade, come lo chiama, grazie. L'upgrade. Speriamo in un upgrade. A me già adesso aver girato 12 puntate totalmente gratis mi sembra già un ottimo risultato. Ti capisco, nutro lo stesso sentimento verso questo podcast. Non totalmente gratis perché ho fatto un piccolo investimento Sì, in attrezzatura, certo. però alla fine faccio tutto da solo. No, ma tanto Quindi guarda, io lo so già che finirà che farò anche io l'investimento. Cioè, piano piano. cioè, Vabbè, io ci ho messo 2 anni a realizzarlo alla fine. ecco, no, 2 anni non avrei, mi sarei già rotto le balle dopo 2 anni ad No, aspettare. insisto, perché se mi metto in testa di fare una cosa la voglio fare alla fine. Anch'io, però subito. Eh, Cioè, io il podcast ho deciso di farlo tipo forse era gennaio, no, dicembre. Noi a febbraio o marzo abbiamo iniziato. Ed eravamo anche in ok. ritardo per i miei standard, perché io ho detto no, dobbiamo fare un podcast. Non avevo i microfoni. No, si sentirà malissimo con l'iPhone e basta. Si vedrà malissimo con l'iPhone. Ho detto vabbè, proviamo. Invece vedere si vede benissimo. Sentire, ripeto, è sufficiente. Parliamo degli ultimi tuoi lavori. Mhm. Quindi una collaborazione con Telecosta Smeralda, Sì. dove stai realizzando dei video, diciamo, dei Mhm. video in cui si promuove la Sardegna. Sì, si promuove la Sardegna, ma quella Sardegna un pochino più sconosciuta. Cioè l'obiettivo era ed è
uscire da quel, come dicono a Belve, da quel circoletto delle spiagge. Esatto. Basta. Io ho detto benissimo, io questa roba la faccio se posso parlare di cose e di paesi che non siano i classici che conoscono tutti, senza nulla togliere a loro. Però, e loro hanno detto, hai carta bianca. Nonostante la carta bianca, tra l'altro, io non sono comunque riuscito a fare esattamente quello che volevo, quello che vorrei, ma infatti mi hanno sgridato per questo. Scherzosamente, ma mi hanno sgridato, mi hanno tirato le orecchie perché loro mi hanno detto devi portare il Danilo di Instagram in TV. Gli ho detto io non sono a casa mia, su Instagram sono a casa mia. Ho detto se in TV faccio uno sbaglio, non la pago solo io, la paga anche la rete. Certo. No, a parte ha detto che è tutto registrato, quindi se dici una cazzata tagliamo. Ah, sentiti a casa tua. Perciò adesso dai, i prossimi episodi sicuramente aggiusterò il tiro. Ok, quindi vedremo un po' più il Danilo di Instagram. Sì, un po' più sciallo, che poi, cioè non appena la videocamera si spegneva, io Eri tu. sono come sono, ero come sono. Però io questa roba qua, anche quando sono andato, che proprio Maria Giovanna mi ha invitato a Videolina, cioè io sembrava che avessi un palo infilato dove la schiena cambia nome, ma non dalla parte del collo. Ma quello è l'effetto che fa la TV. No, guarda, terribile. Io mi ricordo ancora come fosse ieri l'emozione, a parte l'emozione, no, di tutto quel pubblico, ma l'emozione e la vergogna che ho provato quando ho provato a fare una battuta e nessuno ha riso. Nessuno. Solo Maria Giovanna ha detto una cosa, ma secondo me anche a lei si è ghiacciato il sangue perché non ha visto reazione da parte del pubblico, perché non hanno colto la citazione. E lei sì, e ci sta benissimo. Lei è stata bravissima. Ok, basta. Che poi non è che ho detto chissà cosa. Mi ha detto, ma perché ti chiami Perché io conto? Io gli ho detto, perché quando ho deciso il nome per Instagram era per scimmiottare una famosa pubblicità di uno shampoo, perché io valgo. E quindi ho fatto proprio il gesto lì, perché io conto. Non ha riso nessuno. Nessuno. E poi non è che l'ho cercata io quella battuta, cioè quel gesto con la mano per muovermi i Ti è capelli uscito mi è venuta lì naturale. così. Non è perché volevo far ridere, però poi mentre lo facevo ho detto che minchiata che sto facendo. Non ha riso nessuno. Poi subito dopo questa roba hanno inquadrato il pubblico era così. Secchi e pesti. No, Tipo Andrea nelle giostre. esatto, Andrea nelle giostre. Ecco. Infatti non cerco più, non ci provo neanche più a fare per forza il simpatico, perché tanto non mi esce, cioè io riesco a essere simpatico quando mi viene così, che comunque, come quel caso, non ha sortito gli effetti voluti, sperati. Cioè, Però adesso lo racconti comunque ridendoci sopra. sì, cioè cosa rimane da fare se non ridere cioè, è stata neanche una gaffe, però cioè, è terribile. Io ogni tanto la tiro fuori con la clip e dico, cioè, guarda che, come dicono i ragazzini, che cringe. È stata una cringiata proprio. Vabbè, ma l'età del pubblico qual era? 60-70 sarà Sì, stato. età Algasif, sì. Sì, Quindi sì. La dentiera ce l'avevano la maggior parte, perciò. Ma poi, a prescindere, giù a Cagliari il nostro sardo, come noi, per carità, quello di giù non è che lo capiamo totalmente, quindi avevo detto anche altre cose nella prima registrazione, delle minchiatine in sardo, nessuno si è scomposto. Poi io lo guardo il pubblico, no? Lo uso come cartina tornasole per vedere se posso continuare in quella direzione oppure lasciar mummie. perdere. Mummie, muri di gomma, cioè, cosa che ad esempio non mi è successo quando ero stato invitato per quell'altro evento di Sardegna Live dove c'era anche Dani Cabras, ti ricordi? Ah, Il sardo i dell'anno. 10 anni di Sardegna Live? No, era il sardo dell'anno, Sardo dell'anno. 2 anni fa. Ah, ok. Giuliano Marungio mi ha invitato sul palco e ha iniziato a chiedermi tipo a gettoni, no? E dai, ma come diresti questa cosa in sardo? Cioè io sono entrato nel panico. No, io non funziono così. No,
non funziona, il mio cervello ha iniziato a pensare che adesso cosa devo dire, cosa posso dire, però me ne è uscita una, poi quando lui non quando non me l'ha chiesto, poi invece me ne è uscita una, e lì il pubblico ha riso. Io, qua mi capiscono, Allora, qua mi capiscono. in effetti funzionano. Cioè, però no, non funziona neanche a gettone, zero. All'inizio mi fermavano le persone. Ciao, ma tu sei quello di Instagram? Come diresti questo in sardo? Boh, la gente ci rimaneva male, ma perché cioè non sono, cioè non ce la faccio. A richiesta io non. È brutto così anche. Quando ti trovi la gente di colpo. È il motivo per il quale io mi sono staccato da quel format, perché non volevo diventare una macchietta. Per quello poi ho iniziato a fare altro, Vabbè, piano certo. piano, a sondare altri terreni, perché non volevo e non voglio essere relegato a quello solo di quella roba. No, perché altrimenti il rischio è proprio quello, che vieni riconosciuto solamente per quella cosa. Un po' come gli attori di Harry Potter. Esattamente. Sì, sì, ho cambiato uno perché mi stavo annoiando io. Quando ho iniziato a non farmi ridere, ho detto vabbè, devo trovare altro da fare. E poi per quel motivo lì, perché quando mi fermavano, cioè, mi capitava proprio questa roba qua. Come diresti questa roba in sardo? Ma è cazzo un disco? Cioè, ma non lo so, scusatemi. Quindi, Chi, scusate? loro che mi fermavano. Cioè. Ascolta, volevo fare un accenno al termine pizzinnas, perché è molto importante Sì. nella tua vita social, almeno. Sì, cosa vuoi sapere esattamente? Come nasce? Quello è nato anche quello per caso, perché mi sono reso conto che la maggior parte delle persone che mi seguono sono donne, ragazze. E quindi diciamo che quando parlavo nelle storie, cioè mi rivolgevo a chi, e mi rivolgo tuttora a chi mi guarda, oh e beh pizzina, sa come state? Ma perché da noi, cioè, si usa dire così, oh pizzino, so, e beh pizzi. Io ho iniziato a dirlo così, poi a un certo punto mi è balenata l'idea di chiedere, ma cioè siamo a un certo punto, io così cazzeggiando, che dobbiamo decidere il nome delle follower. Tutte le follower di ogni community ha un nome. Certo. Qual è il vostro nome? Ho detto scrivetemelo qua nel box. Beh, ce l'abbiamo già, pizzina. Ah, ma non è una cosa che io ho scelto. La cosa che mi viene recriminata in leggerezza è che io utilizzi comunque il femminile, anche per i ragazzi che mi seguono. Io lì dico perché quando c'è un gruppo, in un gruppo di persone, se ci sono 9 ragazzi e una ragazza si dice ragazzi, Esatto. mentre in un gruppo di 10 ci sono 9 donne e un ragazzo si dice comunque ragazzi. E quindi io perché non mi posso prendere la libertà a modo mio di contrastare questa roba qua? Io li chiamo tutti pizzinnasa. Ho detto è inclusivo. Cioè per me è inclusivo. Anche perché, ripeto, niente togliere ai ragazzi come te che mi segui. Cioè non lo trovo offensivo. No, io non mi sento offeso. Molti sì. Ma tu non ci nomini mai. No, in realtà io vi nomino sempre. Pizzinnasa. Tu sei un pizzino. Però basta. È come un gruppo di bambini. Se sono tutte bambine, magari sono 9 bambine e un bambino, quel gruppo di bambini. Bambini, perché? Sono bambine. Quindi qua ci sono, adesso un po' diverso il rapporto. All'inizio era tipo il 90% donne e il 10% uomini, come le devo chiamare chi mi segue. Adesso invece il rapporto è un pochino cambiato, ma leggermente, parliamo del 75% di donne e il 25% di uomini. Nel caso in cui ci sarà una parità, dirò pizzin con la steria. Tagli. O pizzi, non lo so. Vabbè, ma lo trovo, alla fine è un nome identitario di un gruppo. Sì. Non penso che... No, non stai offendendo nessuno. Qualcuno ha sollevato questa roba qua. Vabbè, sempre per il motivo che c'è gente annoiata, che non sa cosa Ma dire. perché non parli mai anche a noi maschietti? Io lo faccio sempre. O tipo quando pubblico ogni tanto tutta la carrellata di Boni sulle storie.
Ma qualche ragazza ce la potresti mettere anche a noi. Ma siete bombardati di ragazze cioè da quando ci sono i dinosauri. È Accendi la vero, televisione, c'è sempre una donna mezzo nuda. Ti accendi la è TV. Qua vero. io voglio pubblicare ragazzi. Va bene? Se non ti va bene, pazienza, scorri. Cioè, Poi non ce ne fossero su Instagram. esatto, non ce ne fossero. Esatto, cioè come pretendere da me che si parli, boh, non lo so, di fisica nucleare. No, cioè non lo faccio quello. Potresti iniziare. Potrei iniziare, bravo poi in fisica, la verità si dica, ero molto bravo. Progetti futuri, qualcosa in cantiere? Tanto non ne stai facendo di cose, quindi... Allora, in cantiere c'è già abbastanza. Diciamo che vorrei un attimino fare un upgrade rispetto appunto al podcast, ma un upgrade non tanto di attrezzature quanto di contenuti da portare, Ok, perché secondo me a un certo punto, per quanto io possa sempre coinvolgere chi mi segue, non lo so, gli argomenti termineranno prima o poi, quindi io sto già pensando al quando termineranno. Io non sono tipo da godersi essere qui nel oggi, nel no, no, presente, no, qui e ora, no. Cosa vuol dire qui e ora? No. Quindi sto già pensando se, cioè di inventarmi un format o qualcosa che magari cioè non voglio a tutti i costi essere originale, ma chiamare qualcuno esterno, che non cioè che non sia necessariamente solo Grazia o io, ok. quindi provare a coinvolgere qualcuno, però ancora non mi è venuto niente, perché mi sembra una roba che ho già visto, cioè mi sembrerebbe di copiare a proposito di, Certo, certo. cioè, quindi siccome anch'io seguo podcast, cioè magari invitare le stesse persone che ha invitato qualcun altro, boh, mi sembrerebbe di copiare. Poi magari lo farò, non lo so, tipo Maria Giovanni è una di quelle che io chiamerei. Ah, è troppo toga Maria Giovanna. Sì, lei è iconica, cioè io quando lei mi ha cercato, io pensavo che fosse appunto, essendo una persona comunque molto popolare, cioè anzi lei più che lei è famosa rispetto a io sono popolare, cioè la mia roba può iniziare e finire oggi, no? Nel senso lei invece ha una Sì, carriera comunque alle spalle che le permette anche magari di sparire un anno e comunque la gente ricordarsi chi è. Io questa cosa non ce l'ho al momento, quindi nonostante questo io ero convinto, vabbè, magari non lo so, quel pregiudizio magari di pensare siccome uno è molto famoso, magari cioè, mica si caga a me. Invece no, cioè lei è fantastica, è è stata vero. lei a chiamarmi. Ciao Danilo, sono Maria Giovanna Cherchi. Cioè io sono sbiancato al telefono in che senso? Si è messo d'accordo mio marito con un amico di Maria Giovanna per chiamarmi. Lei mi ha invitato al telefono alla sua trasmissione. Io, sì, sì, grazie, grazie. Cioè, come se mi avesse chiamato senza nulla togliere a nessuno. Elodie o Ariana Grande o Rihanna, uguale. Cioè, per me è O stata Annalisa. No, Annalisa no. No, ti No, piace? no, non mi... Boh, cioè sì, brava, ma non ho quella malattia come ce la posso avere per Elodie. Quando sono andato nella sua trasmissione, lei si stava facendo truccare. Ciao Dani, siediti, dai, cioè tranquillo, come Sì, se ci sì, sì. conoscessimo da sempre. E io l'ho apprezzata da subito perché a differenza di altri artisti sardi, lei è umilissima. Io ho conosciuto altri artisti sardi che non sanno cosa sia l'umiltà. È vero. Lei l'ha mantenuta e questa cosa mi piace molto. È vero, assolutamente è vero, confermo ogni tua parola perché mi è capitato lo stesso. Quando l'ho invitata al podcast, io l'ho chiamato e ho detto, ma figurati se mi dice vengo, ne avrà di cose da fare. La chiamo, Maria Giovanna, sto facendo questa cosa, ti va di venire? Certo, che problema c'è? Quando, quando organizziamo? Sì, lei è già un passava, anche lei non è qui e ora, lei è Esatto, qui e subito. E esatto, quando? esatto. Sì, sì, io... Quindi subito organizzato e fatto. Sì, sì, no, è proprio carina. Poi è una cosa che mi piace di lei è che, cioè, non ti aspetti da lei chi è.
Cioè io non mi aspettavo che fosse così super simpatica, È super... vero, cioè una di noi. Maria Giovanna è una di noi. è vero, sì. Come direbbe Pamela Prati, io sono del popolo, io mi sento vicino al popolo. Cheat, vabbè. No, è vero, è una persona in gambissima, Mm. incredibile. E ha una vita e una carriera da raccontare è fuori di testa. Ma guarda, se io facessi nomi di artisti come lei, che solo per aver duettato con Mango camminerebbero a 4 metri da terra, lei invece no, questo vero. ti dà già l'idea di chi è Maria Giovanna. Esatto, è verissimo. Cioè, duettare con Mango, che tu dirai, vabbè, un cantante, sì, è Mango però. Eh. Cioè, è un artista a livello nazionale. Ha fatto la storia della musica italiana. Piaccia o meno. Piaccia o meno. Cioè, io quando mi sono trovato nell'album di Mango un duetto con Maria Giovanna all'epoca, ho detto, scusa, io è lì che ho iniziato a seguirla, perché io sono un fan della buonanima di Mango. Ah, ok. E lì ho detto, ah, quindi non è solo quella che vedo ogni tanto nei manifesti. Bono, 19 giugno, tipo, una volta a casa. A caso. A caso, sì. Quindi sì, e lì ho iniziato a seguirla e l'ho apprezzata tanto, soprattutto, ripeto, da quando l'ho conosciuta dal vivo, perché è molto, cioè, è una bella persona. Tu hai detto che in realtà non vuoi per il tuo podcast invitare gente già invitata da altri. Però io a te ti ho invitato. Sei stato... Sparirò, la prossima stato- stagione sarà fatta solo con Grazia, io nel dietro le quinte, basta. Perché, no, tu sei stato ospite anche di Storie Comuni. Sì, Quindi... sì, sono stato ospite di... Oddio, sì, l'anno scorso. Cioè, manco a me piace fare questa cosa di invitare gente. Però ho detto, no, vabbè, con Danilo voglio fare una puntata. No, è farla io come, tra virgolette, proprietario del podcast, non di ripetermi, No, sì, quello. capito? Quindi, sì, poi se mi invitano, io tutto ciò, soprattutto quando, adesso questo è un segreto, non so se lo taglierai, Vediamo. io riesco e collaboro. Non è il tuo lavoro. No, e collaboro con molto piacere con l'altro, se vedo che però l'altro lo fa in maniera disinteressata. Cioè che non sento vibrazioni di opportunismo tipo ok perché lui mi può portare questo, Ah, beh, certo. oppure no, facciamo questa cosa però facciamo il contenuto di collaborazione così vedono. Io se sento questo odore tiro fuori scuse, Vabbè, sì. non ce la faccio, è più forte di me. Ascolta, ma quindi quando usciranno gli shorts di questo episodio ti posso Mettere in collaborazione, non certo. non ti taggo. Che Certo dopo il secondo invece già, ma vaffanculo. No, ma qui è diverso perché, cioè, a parte che mi hai chiamato, cioè, con l'interesse ok di chiamare me, anche perché ti ho risposto, anche se tu pensavi che non ti rispondessi, ma poi mi conosci. Cioè, dalla prima domanda io ho capito che tu sì, mi segui, ma mi segui davvero. Perché quelle robe le sa solo chi mi segue veramente. Perciò... Ah, pensavo mi conosci, ci vediamo in palestra Beh, ogni cioè, a tanto. parte quello... Però guarda che non è scontato, eh. Pensi che i miei amici e i parenti tutti ascoltino tutte le cose che dico su Instagram? assolutamente. Zero. No, Anzi, ma lo so. sono quelli che ti danno meno supporto rispetto allo sconosciuto. No, Cioè, no, da è uno vero. sconosciuto non te l'aspetti perché è uno sconosciuto. Guarda, l'altro giorno un mio amico mi fa: ah, bello Carle l'episodio con Sergio Scavio, molto interessante. E io ho fatto: ah, l'hai visto? No. Scusa. Scusa, allora cosa c'era di interessante? La sigla. Vabbè, intanto sicuramente ha visto l'anteprima. Sì, gli shorts, guardano gli shorts. Gli shorts. Infatti ho detto adesso non le pubblico più, perché si fermano a quelli. Scusami. E poi l'episodio mi dicono, sono troppo lunghi. È un podcast. È un podcast. Cioè, non è... Boh.
un trailer. A me, vedi, qualcuno proprio a proposito di questo mi ha detto, ma non puoi farla di un'ora, tieniti sui 20 minuti, mezz'ora. Sì, sì, sì. Non mi interessa, cioè chi è interessato a me, a quello che voglio Esatto. dire, mi guarderà comunque, cioè non mi voglio basare su, cioè io il podcast l'ho fatto proprio per uscire dalla logica dei numeri, Sì. cioè io lo faccio, c'è, punto, Ah, basta. la stessa cosa che dico io. Perché all'inizio mi ero imposto il limite di mezz'ora a episodio. Ho detto mezz'ora, massimo 40 minuti. Poi ho detto quanto viene, viene. Cioè, se mi esce di un'ora, pubblico un'ora. Se Sì. mi esce di 2 ore, pubblico 2 ore. Io e Grazia, ad esempio, ci siamo messi il limite di 45 minuti adesso, ma perché? Non per farlo durare così poco, perché usciamo sempre dal seminato, cioè Ok. parliamo un sacco, quindi io non posso, io le ho detto, ho detto, per me è improbabile, ho detto stare lì a riguardarmi un episodio di un'ora e mezza, fare i tagli, Eh, sentire ogni cosa, diventa un lavoro di almeno 6 ore, quando va bene, lo so. tra Lo montaggio, so. rendering, no. E poi il rendering, già se ci metti una notte per fare il 6%. No, guarda, adesso il mio tablet è molto più veloce del PC. Pensa come è messo quel povero PC. Cioè ci mette una ventina di minuti a farmi il rendering Già va bene, dai. di un video di 40, 45, 50. No, l'altro, cioè. Perciò sì, stringe. Però, cioè, è un podcast, punto. Esatto. Cioè, io non obbligo nessuno. Ah, neanche io, infatti. Poi i numeri, cioè se ci vogliono essere bene, io so che ci sono persone che mi seguono che sono interessate, che quando abbiamo fatto lo stop per le vacanze di un mese e mezzo, ma la prossima puntata quando esce? Ah, perciò c'è qualcuno che lo guarda o lo ascolta. Sì, sì, è vero. Va bene così. Io ho una follower che mi segue dall'inizio, mia mamma, che mi chiede chi è il prossimo ospite. E le dico non posso spoilerare Niente. Sai che invece mia mamma, a differenza di come raccontano tutti, non è stata mia sostenitrice dall'inizio. All'inizio era un po' in qualche modo Dubbiosa. diffidente. Questa roba che stai facendo. Poi quando ha iniziato le persone a fermarla a Siniscola, no, tuo figlio troppo togo. Ma perché? Lei faceva tuo figlio, no, vabbè, ma tuo figlio. Lì allora forse ha capito che non stavo proprio. E adesso anche lei sostenitrice, soprattutto della TV. Giusto. Quando mi ha visto in TV, mi mandi il link così lo condivido con le mie amiche. Perché la TV in qualche modo ti dà sempre, un pochino più di autorevolezza. autorevolezza. Poi È magari vero. fai le stesse cose sui È social, vero. non era la stessa cosa. Boh, Vabbè, perché adesso non so quanti anni ha tua mamma, però 50 e più di 50. è giovane 56, comunque, sì. giovane. Però magari rientra sempre in quella fascia d'età Mm. in cui la TV ha sempre un'impronta diversa, Sì, ha un fascino diverso per le persone di quell'età. mentre per noi è l'opposto, credo. Mm. Poi sì, per carità, per me questa esperienza in TV in realtà è quel passo che io volevo fare, proprio per non essere relegato solo ai social. Certo. Cioè io a Paola Pilia, no? Che è la direttrice, chi mi ha chiamato per fare questo programma, lo avevo detto in un'intervista che mi ha fatto lì a Sardegna 1, mi aveva detto ma tu fuori da Instagram ti vedi a fare queste cose? Ho detto sì, il mio sogno, ho detto, sarebbe portare me stesso al di fuori, ho detto magari anche in TV. Ne riparleremo. Dopo 2 anni mi ha chiamato e lì si è ricordata questa cosa che io ho detto. Hai visto? Cioè che ne intervista lei di gente comunque. Invece lei ha continuato silente a seguirmi. Albus. Esattamente, Albus. E mi ha proposto questa cosa, questo esperimento. E io onoratissimo ovviamente perché, a parte che mi sento molto fortunato, perché io parto dal presupposto che se non fosse stato per Instagram, cioè non sarei finito in TV. Beh, certo. Nonostante io non è che abbia cambiato qualcosa di me. Io sono sempre io, faccio il mio lavoro, le mie cose. Però ti ha dato opportunità. Mi ha dato un'opportunità, sì. Bello. Sì, molto.
Direi che possiamo chiuderlo l'episodio, cosa dici? Sì, direi di sì perché potremmo parlare, per quanto mi riguarda, per altre 2 ore, però. No, perché sennò poi i suoi commenti Eh. dura troppo, non ce la faccio a vederlo. Vabbè, adesso tu taglia tutte le mie pause. Secondo me già una decina di minuti li risparmi con le mie pause di riflessione. Unite alle mie diventano almeno 20, quindi... Sì, risparmi un sacco di tempo. Allora, prima di chiudere, ultima domanda, Mm. che ormai è diventata rituale qua nel podcast, perché visto il nome la faccio. Mm. E quindi ti devo chiedere, con o senza lattosio? Senza. Decisamente senza. Finalmente un intollerante. Sì, Finalmente. addirittura vegetale proprio, totalmente. Ah, ok, quindi eviti carne. No, solo il latte. Io quando penso Ah. al lattosio, con lattosio io pensavo, io non lo bevo più il latte. Senza lattosio. Ok. Poi fa figo, scusami. Tutti adesso ormai hanno un'intolleranza o qualcosa. Ma sì. Il lattosio poi, cioè se non hai l'intolleranza al lattosio non sei nessuno, come nel No, è 2008 vero. quando non eri allergico al nickel. Io ti ringrazio tantissimo Grazie a te. per essere venuto qua, aver accettato il mio invito. Grazie. È stato un vero piacere fare questa chiacchierata. Anche per me, molto. Quando vorrai tornare, Volentieri. le porte senza lattosio sono sempre aperte. Grazie. E grazie a tutti quanti che sono arrivati fino a qua. Esatto. Io ringrazio tantissimo tutti quelli che hanno visto l'episodio. Vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, seguirmi sulle pagine Facebook, Instagram e TikTok. E ovviamente non ne ha bisogno, però lo dico, di seguire Danilo sul suo profilo, perché io conto su Instagram. Sì. Ci vediamo al prossimo episodio di Senza Lattosio. Grazie Ciao. a tutti, ciao. Ciao.